Ciao ragazzi, oggi è il 13 di febbraio e inizio una nuova live perché quella di ieri non è andata benissimo, visto che l'audio non era dei migliori, quindi ho deciso di rifarla. Mi scuso per quelle persone, insomma, che erano in diretta ieri, che magari volevano fare delle domande. Potete rifarle oggi o attraverso i commenti se siete qui in modalità registrata. Parliamo di dolori nociplastici, un po' riprendo quello che avevo detto ieri, spero con un nuovo audio, un buon audio. Quindi se c'è qualcuno qua che mi sta già sentendo, se può mettere un commento e dire: "Ti sento bene questa volta", so che c'è già una persona, e piano piano le altre arriveranno. Parliamo di dolori persistenti causati da stress. In particolare voglio riprendere quello che ho visto ieri in una consultazione con una ragazza. Penso che la sua storia possa essere abbastanza comune con le storie che ci sono, insomma, che avete voi. I dolori da stress, i sintomi da stress non arrivano mai così per caso, hanno dei particolari fattori, dei particolari comportamenti. Vediamo insieme la sintomatologia con voi, così che, anche voi possiate essere sicuri, che la vostra casistica sia inerente, diciamo è causata da stress o emozioni represse. Altri modi per chiamare questi sintomi sono con la parola, nociplastica. Quindi il nociplastico, sintomo nociplastico, scientificamente insomma è usato nella letteratura, sono dolori causati da un'ipersensibilità del sistema nervoso. Andiamo a vedere quindi i particolari sintomi di questa ragazza che, insomma, ovviamente non farò nomi e cognomi, non ha senso dirlo qua, però, è una ragazza che ho visto ieri e inizialmente, ha avuto dei dolori pelvici che poi si sono diventati, cervicalgie, che poi mal di schiena, che poi tendinite, un background di ansia, diciamo che quella è sempre stata lì, la problematica pelvica ultimamente, quindi di adduttori, pubalgia, possiamo anche dirla così. Quando ho visto questa persona mi sono rivisto moltissimo, perché almeno ho visto l'Alessio del passato con, diversi sintomi e in quel momento io non pensavo fossero causati da stress, l'ho capito solo dopo e penso che molti di voi, insomma, abbiano molti dubbi, oggi se la propria problematica sia causata unicamente da stress. Il problema qua, dei dubbi arriva principalmente dal fatto che non ci sono medici, ehm, o non ce ne sono tanti, insomma, che vanno su quei fattori emotivi, o i fattori psicologici e sociali del sintomo. Un po' perché non hanno tempo, un po' perché non sono stati formati per questo, un po' perché quindi dicono: "Io non vado a chiedere, se il mal di schiena è causato da stress, perché il mio ruolo da medico è quello di, principalmente, evitare o comunque diagnosticare problematiche gravi. Quindi io non mi prendo la responsabilità di andare su fattori che a me, insomma, tra virgolette "non interessano", che sono appunto quelli stressanti, quelli emotivi, perché questi sono gestiti da un eventuale psicologo. Il problema di questa ragazza, è che aveva già girato tantissimi, diciamo, specialisti, dove ogni medico, ogni fisiatra, ogni neurologo, ogni reumatologo andava a vedere insomma la propria parte, e la propria parte era quella biologica. I sintomi causati da stress solitamente sono insieme, cioè vivono insieme, non è mai solo un sintomo. Quindi se soffri di mal di schiena, molto probabilmente non hai solo mal di schiena, hai anche reflusso, oppure hai dolori, diciamo o costipazione, problematiche digestive o ansia. Quindi quando ci sono dei sintomi che, convivono,
convivono assieme, okay, allora lì capiamo che ci potrebbe essere qualcosa di più che solo un problema fisico. Dico a tutti che insomma che il dolore psicosomatico, come viene anche chiamato, dolore nociplastico, cioè non sono dolori che ci creiamo con la testa, sono dolori è un dolore, il dolore è dolore, viene sentito, è al 100% vero. Quindi o che sia causato dal corpo, quindi causa di per esempio di tumori o di infezioni o di lacerazioni muscolari o di fratture, osseo, tendine, oppure quelli causati da stress sono dolori che possono essere anche molto intensi, tutti e 2. Quindi non vuol dire che se io sento dolore, molto forte, allora necessariamente è una problematica strutturale del corpo, allora se invece è un po' più lieve, allora allora non è nulla, okay, perché il dolore è dolore. E il sintomo può essere anche non doloroso. Esempio, un sintomo dato da una sensazione di vertigine o tinnitus, quindi, ci sono sintomi dati da acufene, piuttosto che palpitazioni, senso di freddo, senso di caldo, intorpidimento della pelle, ehm, anche parestesia eventualmente, quindi non sentire, delle parti, magari del braccio, solitamente questo avviene nel braccio, normali, cioè nel senso il tatto magari viene a mancare. Ecco che in queste sensazioni il medico solitamente fa delle elettromiografie, fa delle eventualmente dei test neurologici per capire se veramente c'è una problematica data da un danneggiamento potenziale del nervo, okay, o da un impulso dei nervi che non funziona bene. Quando però queste cose vengono fatte, arrivano con esiti negativi, a quel punto, i fattori psicologici e sociali, poi devono essere presi in considerazione come cause primarie della problematica. Quindi i dolori nociplastici hanno o i sintomi nociplastici, quindi causati da stress, convivono con altri sintomi. Solitamente l'ansia è quella che è di fondo, preoccupazioni di fondo. E queste problematiche, se l'ansia è quella cosa che sta lì di fondo, ehm, questa si può trasformare in tantissimi sintomi. Perché se c'è una contrazione muscolare, quindi se il corpo è impaurito, è in preoccupazione, cambiano una marea di cose all'interno del corpo, no, dal punto di vista ormonale, dal punto di vista del cardiovascolare. Però mettiamo caso che ci sia una pressione sanguigna, alta. Il medico dal suo punto di vista, un medico convenzionale, vuole evitare che la persona vada ad avere eventualmente un infarto, okay, o altre problematiche. E quindi lui non va a pensare: "Adesso andiamo ad agire sullo stress o sull'ansia", perché per lui la sua principale responsabilità è evitare che tu, insomma esci di là e muori, okay? Quindi tutto quello che noi chiediamo dalla medicina convenzionale, sono richieste per evitare problematiche gravi, okay? Una volta fatta questa, tutto il resto, dovrebbe essere fatto, ehm, con più calma e con più serenità. Ora io principalmente faccio questi video per, dare più fiducia alle persone che, nonostante ci siano dolori anche molto intensi, esempio in questo caso della persona che ho visto ieri in consultazione, con tanta ansia, con tanti dolori che si ramificano, con tanta pressione addosso sulla scuola, sull'università, sul lavoro, perché queste problematiche non arrivano, così dal giorno all'altra, ma la pressione, l'ansia e la preoccupazione aumenta di mese in mese, di anno in anno e in questi mesi, in questi anni, i sintomi iniziano a variegare. Chi, arriva ad avere una problematica di cervicalgia,
chi invece arriva ad avere una problematica di stomaco o di mal di schiena. Quindi ci sono vari sintomi in tutto il corpo, okay? La prima cosa che deve essere esclusa è la problematica strutturale. Questo il medico lo fa molto bene. Le diagnostiche sono oggi molto avanzate per dire se c'è un problema grave. Esempio, se c'è una problematica di ischemia ci sono vari sintomi e si vede subito con una risonanza magnetica, okay, solitamente nel cervello. Oppure se c'è una problematica di dolore alla schiena, se c'è un tumore alla schiena si vede subito con una risonanza magnetica. Quando però, non è chiara la radice del problema, lì la persona può iniziare a divagare e a fare una marea di visite, perché non viene dal punto di vista medico non viene tranquillizzata la persona che veramente non c'è nulla di grave e quindi, potrebbe esserci una questione più emotiva, sociale, quindi, una questione più stressante, okay, una causa stressante. Ma anche in questo caso la persona poi va fuori dall'ospedale o dal fisiatra, dallo studio del fisiatra o del neurologo che non sa più cosa fare. Qualcuno va dallo psicologo, però anche lo psicologo, molte volte lo psicoterapeuta, non è, formato sul corpo, ma più sulla mente e quindi non si lavora praticamente mai sul corpo. Il fisioterapista è la stessa cosa, non è formato sulla mente e quindi lavora solo su contrazioni, stretching, posturale, eventualmente respirazione, può andare fino a là. Dei fisioterapisti magari si forma anche in mindfulness, ma pochi poi sono specializzati nel dolore, causato da stress. Quindi la credenza o comunque la frase più sentita che ho sentito ieri in questa persona è che si sentiva tanto sotto pressione, tanta ansia. E l'ansia può in questo caso per lei è arrivata dal dover, performare all'università e poi adesso nel lavoro. Ci sono sicuramente delle radici emotive che arrivano da molto più tempo che, quello che sta succedendo oggi, magari da quello che è successo nei primi 7 anni o 10 anni della vita, credenze limitanti o traumi emotivi, o anche traumi eventualmente fisici molte volte, abusi. Ora non vado nel dettaglio su questa persona, però era per farvi cioè sto dicendo questo per farvi capire che i dolori nociplastici possono arrivare tranquillamente o i dolori persistenti possono arrivare tranquillamente da stress del passato e lo stress viene ripetuto continuamente fino ad arrivare ad oggi. Quando quindi stai, lavorando sullo stress, okay, e pensiamo alla meditazione o eventualmente alla respirazione, okay, pensiamo alla mindfulness, pensiamo alla respirazione, queste 2 cose. Stai lavorando su un sintomo, stai lavorando sul corpo. È già una buona entrata, cioè è già un buon lavoro. Cosa succede però? Che se dopo 2, 3, 4 mesi questa cosa non va a risolversi e comunque tende a rimanere sempre uguale, il sintomo, la problematica emotiva è ancora alla radice. Quindi stiamo cercando di risolvere, attraverso quella meditazione, quella respirazione, semplicemente il sintomo. Il sintomo però è legato a una radice principalmente emotiva, data da eventi specifici che vengono triggerati continuamente o evidenziati continuamente da eventi del presente. Quindi da quello che ti sta stressando oggi, riesci ad arrivare alle radici. Le radici più comuni o più facili, posso dire, di quelle che vedo nelle persone che seguo, che ho seguito, principalmente sono dal differenziare appunto il dolore da un dolore acuto a un dolore, cronico creato da stress. Cioè la persona non sa
veramente al 100% se la sua problematica è creata, o perpetuata da stress. Pensa che ci sia qualcosa di grave, qualcosa, di non trovato dalla medicina o dal medico e quindi continua a fare, diciamo, le pratiche di meditazione che magari trova anche gratuitamente, però con questo sottofondo di preoccupazione che sì, mi sento bene durante la meditazione, però dopo che finisco continuano a tornare i dolori. Mi alzo con l'ansia, vado a dormire con l'ansia e devo fare sempre, continuamente una meditazione. La credenza in questo caso è limitante, cioè una credenza limitante che ci sia qualcosa che non va. E quindi bisogna rifare un passo indietro. Un passo indietro del capire che ci sono problematiche che possono essere create anche unicamente da stress, assolutamente. Tra l'altro queste problematiche come fibromialgia, come, cervicalgia o ansia o anche mal di schiena stesso, sono in avanzamento, cioè stanno avanzando, stanno diventando sempre più numerose queste casistiche. Ricordo che in Italia sono 1 su 5 le persone che soffrono di dolori cronici. Se andiamo a vedere, le cause di questi dolori cronici, direi che la maggior parte, più del 70-80% sono di natura, stressante. E il problema è che quando iniziamo a prendere dei farmaci, per esempio per l'ansia, diventano anch'essi o per attacchi di panico, o per depressione, diventano anch'essi diciamo, hanno dei effetti collaterali, oppure possono essere anche, addictive. Come si dice in italiano? Ehm Non mi ricordo il nome. Abbiate pazienza, ogni tanto parlo molto in inglese, quindi in italiano molte volte non mi vengono le parole. Vabbè, comunque, qualcuno mi aiuterà con dei commenti. Comunque che cercherai di prendere questi farmaci, più e più volte per rassicurarti, okay? E qui entro di nuovo, nel tema della paura. Una persona oggi mi ha scritto ieri, non ricordo, uno dei commenti di un mio video, se, bisogna agire nonostante la paura oppure no. E la sua, diciamo domanda era relativa al fatto se io agisco con paura, esempio, io ho mal di schiena, ho pubalgia e agisco, quindi vuol dire che faccio le mie attività fisiche con paura. Non è che se io lo faccio con paura, la paura aumenta ancora di più, e quindi a quel punto, succede qualcosa, e quindi più paura ho e più rimango fermo. Non dovrei forse, diminuire la paura prima di far qualcosa di fisico, quindi di magari aumentare l'attività fisica? E la risposta è: non possiamo aspettare che il sintomo o la paura vada giù, per ritornare alle attività della vita. Quindi farle nonostante la paura è sicuramente qualcosa che, invito a fare, quindi di non evitare nessuna azione. Il problema è questo, che come ho detto prima, nel sottofondo, se tu hai se hai mal di schiena o pubalgia o cervicalgia e ti hanno detto di ritornare all'attività fisica, tu quando fai l'attività fisica pensi costantemente, anche inconsapevolmente, che puoi rompere qualcosa. Questo è successo a me quando ho sofferto di pubalgia a 17 anni. Ho avuto un piccolo strappo muscolare nella parte, diciamo dell'adduttore sinistro, giocando a calcio e ogni volta dopo diversi mesi di riabilitazione sono ritornato ritornato in campo, giocavo a calcio, sono ritornato in campo con un'estrema paura di rompere nuovamente qualcosa, perché ogni volta che calciavo col sinistro, ehm, sentivo un dolore e quindi dicevo: "Ma se sento dolore ci sarà ancora qualcosa che non va lì", no,
e quindi continuavo a fare massaggi, continuavo a fare eventualmente ultrasuoni, continuavo ad andare dal fisioterapista, per, capire: "Ma perché sento ancora dolore? Son passati più di 6 mesi". E quindi nessuno mi aveva spiegato che in realtà quella paura o quel dolore, in particolare quel dolore che io sentivo all'adduttore sinistro, dopo 6 mesi non c'era più nulla ovviamente dal punto di vista organico. Puoi rispondere alle domande ragazzi, e intanto, vedo qualcuno che ha già scritto. Nessuno mi aveva spiegato che quel dolore o quel sintomo doloroso, era programmato dal cervello per paura, per protezione, okay? Il cervello, il sistema nervoso centrale crea crea una marea di sintomi per paura. E quindi forse la cosa migliore da fare in quel momento era rassicurarmi che nonostante io sentissi dolore, io avrei dovuto continuare ad allenarmi. Io poi, non avendo avuto un supporto adeguato dal punto di vista fisioterapico, ho diminuito l'attività fino a che ho, diciamo, smesso di giocare, quindi la mia carriera è finita proprio perché non c'era nessuno che mi poteva dare una mano e quindi ho preferito, finire la carriera così, piuttosto che, lasciare ai miei genitori pagare cure su cure fino a perché non succedeva nulla. Son passati un po' di anni e oggi posso capire, no, dopo anni e anni e anni, insomma, anche di pratica, che quello che sentivo non era altro che pressione addosso, che paura. Un po' la paura del sintomo stesso, quindi del mio adduttore sinistro, e un po', della paura del dolore, okay? Quindi, paura del dolore e paura di la pressione anche del dover tornare a calcio, dover performare, dover fare una carriera, okay? Quindi c'erano differenti paure lì. Quindi dobbiamo differenziare tra paura del dolore, quindi ansia del dolore, che quella arriva sempre, tutti ce l'abbiamo, soprattutto per quelle persone che hanno sofferto di attacchi di panico, ehm, piuttosto che pressioni nella vita, pressioni nelle relazioni, pressioni a lavoro. E la paura del dolore, okay, quella si risolve appunto con la psicoeducazione, con col capire, soprattutto col capire che quello che stai sentendo non ha, strutturalmente, nessuna causa. E questo ti dovrebbe già dare un po' di sollievo, però non va necessariamente a risolvere il sintomo. Non sempre. Nella maggior parte delle volte non succede, perché la problematica era già emotiva, diciamo a priori. Se la persona, in questo caso che ho visto ieri, era già una persona ansiosa, dove era già una persona perfezionista, una persona che metteva tanta pressione addosso per raggiungere degli obiettivi alti, dove si metteva tantissima responsabilità, e queste sono le radici, dei suoi sintomi. Il fatto di mettersi tanta pressione e il corpo, dopo tutta questa pressione che ha assorbito, va a rilasciare in sintomi fisici. Il sintomo fisico, diventa cronico e la persona, in questo caso, soffrirà, di 2 cose: una, della pressione che si era messa prima a lavoro o in famiglia o nelle relazioni, e 2 del sintomo. Questa cosa diventa sempre più grande finché questi sintomi si aggravano, diventano variegati, quindi non solo dall'attacco di panico e ansia, inizierà a diventare eventualmente probabilmente altre cose. Non voglio catastrofizzare qui, però i sintomi persistenti, se vengono lasciati, risolvere da soli, diventano sempre più potenti. Nel mio caso infatti, quando avevo 17 anni, insomma, ho subito questo infortunio che è diventata pubalgia, poi si è risolta da sola, almeno io ho pensato che si fosse risolta da sola, però si era semplicemente spostato il problema nella cervicalgia, quando poi ne avevo 19 più o meno.
19. E la cervicalgia stessa cosa. Mi ero infortunato in palestra, non ho sentito nessun crack, non ho sentito nessun, dolore acuto in quel momento che ero in palestra, però quello che avevo pensato è che mi ero infortunato in palestra. Perché? Perché dopo che son tornato dalla palestra, intorno ai 18, 19 anni, ritorno a casa, tolgo la maglia e sento un dolore atroce al collo sinistro, nella zona del collo sinistro. Questa zona qui viene un dolore lancinante, proprio fortissimo, da non poter muovermi proprio. E da lì quel dolore è rimasto per 5 lunghi anni. Non allo stesso livello, non alla stessa intensità, vuol dire che nei primi giorni quel dolore era 8, 9 su 10 e poi, nelle settimane dopo, nei mesi dopo andava a 4, 3, ma non scompariva mai del tutto, non arrivava mai a 0. Poteva arrivare a 1, sicuramente, si andava a, innalzare o cambiare durante i periodi stressanti, però io questo non lo capivo, l'ho capito solo dopo, fino a che non ho letto e ho studiato, la psicologia del dolore, questo all'università. E durante l'università di fisioterapia sono venuto a conoscenza del lavoro di vari dottori medici nel campo del dolore cronico, causato da stress, da emozioni represse principalmente. Mi si è aperta una porta enorme, enormissima, si può dire enormissima, non lo so, e da lì, sono guarito totalmente. Ogni tanto sento dolore, o in questo momento che vi sto parlando, in questi giorni, ho un dolore circa di 4, 5 su 10, ma so che nei prossimi giorni andrà nuovamente a 0. Perché? Perché in questi giorni sono particolarmente, stressato da eventi familiari principalmente. Okay? Nulla di grave comunque. Andiamo sulle domande. Ciao Alessio, vediamo se ciao Alessio, sono Elica, okay. Ti saluto e ti dico che stress lavoro che faccio lavoro di notte mi ha portato ansia e blocco di non mangiare, sono stata operata a ernia inguinale. Okay. Ehm, beh, innanzitutto grazie per il commento. Questo che stai dicendo, insomma, non dico che tutti i dolori sono causati solo da stress, okay, possono essere anche causati da un mix. Lo stress sicuramente, anche se il dolore è organico, quindi causato da un'ernia, esempio, lo stress aggrava quel dolore, aggrava i sintomi. Ma nella maggior parte dei casi, se un dolore è persistente cosa dico? Cosa vuol dire? Dopo i 4 mesi, okay, perché entro i 3 mesi solitamente, se è grave, uno va al pronto soccorso e si capisce il problema. Dopo i 4 mesi, 5 mesi, okay, circa, quei dolori, anche se non c'è nulla nel corpo, che non si trova più nella risonanza magnetica, o che non viene giustificato dalle risonanze o da accertamenti, quei dolori possono persistere tranquillamente causati da stress. Ho iniziato a fare anche palestra, sempre la stessa persona, ho iniziato a fare anche palestra, ha fatto bene, ho dolori anche cervicali. Ehm, Immagino sia straniera, provo a, capire quello che mi hai chiesto. Il ritorno alla palestra è sicuramente qualcosa, cioè da fare, il ritorno al movimento. Quando abbiamo capito che non ci sono problematiche organiche più, in questo caso c'era un'ernia iatale inguinale, ma operata, okay, lì immagino che ci sono uhm, ci sono dei protocolli da attuare dal punto di vista fisioterapico. E questo va oltre quello che è il mio lavoro, okay? Se c'è un problema organico, quindi c'è un'operazione, okay, il post operatorio, qualsiasi operazione venga fatta, il post operatorio, la fisioterapia insomma deve essere seguita, in modo adeguato, okay, ma io non seguo persone che sono,
che sono state operate da poco. Quindi i miei clienti non sono persone che sono state operate a causa di una problematica organica, come in questo caso te, Angelica, ernia inguinale. Andiamo avanti. Nadia Roveti. Ho letto il suo libro e sto facendo le sue meditazioni su YouTube. Un passo alla volta si diventa consapevoli di ciò che fa scattare il dolore. Soffro di emicrania da quando avevo 5 anni. Grazie per la divulgazione e per le sue meditazioni molto utili. Beh, ragazzi, intanto mi potete dare del tu. Grazie Nadia per il lei, sono abbastanza giovane. Ehm, intanto, bene che hai iniziato a informarti. Dal punto di vista cognitivo, quindi capire quello che sta succedendo nel corpo aiuta, ma c'è un limite, e il fatto che la zona cognitiva prefrontale del cervello, ehm, non è la radice del problema, okay? La radice del problema è molto più profonda della parte frontale cognitiva ed è nella parte delle emozioni. Ora, dal punto di vista neuroscientifico sappiamo che la zona più profonda, o comunque c'è una zona molto particolare che si chiama amigdala, in realtà sono 2 le amigdale, che stanno a sinistra e a destra, nella parte centrale del cervello, che è quella che amministra la paura, l'ansia, okay? Questa viene attivata molto, molto frequentemente nelle persone che soffrono di dolori persistenti. Quindi c'è una costante preoccupazione per qualcosa. Quando mi dici, Nadia, che tu soffri di emicrania da quando avevi 5 anni, potresti ricordarti o non ricordarti di quello che è successo in quegli anni, ma lì molto probabilmente c'è la radice del dolore, okay? Quando avevi 5 anni qualcosa è successo che ha portato il tuo sistema a diventare ipersensibile e a portarti questa sintomatologia. Se posso tranquillizzarti, ci sono persone che ho seguito con emicrania che hanno avuto grandissimi benefici con quello lavoro che ho fatto, ma che non ho fatto solo io, che molti terapisti, ehm, stanno già facendo in tutto il mondo. Non siamo in tantissimi, ma ci si arriva. Purtroppo è un lavoro nuovo, purtroppo per fortuna, purtroppo perché, vorrei avere molti più casi italiani e europei soprattutto, che giustificano quello che stiamo facendo. La neuroscienza lo giustifica già, però dal punto di vista medico, ci sono ancora, diciamo, neurologi, che non capiscono, o comunque non si informano su queste altre, modalità di riequilibrio, okay, attraverso appunto il lavoro sulle emozioni. Secondo me comunque ci sono, anche tanti medici che sono aperti a questa cosa e magari tendono a non dirlo pubblicamente per evitare, non so, problematiche, essere derisi. Immagino che ci siano, insomma, essere derisi tra colleghi. Questo è accaduto molto al dottor Sarno, che è stato deriso probabilmente per tutta la sua carriera. Però oggi infatti abbiamo tante evidenze di quello che diceva era vero. Quindi la paura e la preoccupazione come radice. Quindi se andiamo su quei primi anni, Nadia, su quello che hai vissuto, insomma puoi capire che, ci poteva essere magari tanta pressione o tanta paura per qualcosa che è successo. E, spero insomma che riuscirai a uscirne fuori. Ci sono diversi strumenti, ti posso consigliare il tapping, o il tracciamento somatico o la scrittura espressiva per questo, e troveresti diversi contenuti su questo canale. Vediamo se vado avanti. Sono serba, okay. Angelica era serba, è serba. Ehm, e grazie a Giusy Toscano che è mia zia.
qualcuno della famiglia c'è. Ehm, okay, andiamo su un altro topic o, diciamo allarghiamoci su questo lavoro, riguardo al sintomo. Ieri avevo parlato di credenze. Molti sintomi possono arrivare anche non direttamente da se da non possono no possono arrivare da eventi specifici, ehm, e questi eventi specifici hanno creato delle credenze che sono diventate, per esempio, credenze del non essere abbastanza. Okay, quindi non essere abbastanza, questo ha portato quindi a poca autostima, quindi a people pleasing. People pleasing con piacere agli altri, non voler confrontarsi con gli altri, rimanere sempre in sottofondo. E questo per me, è una radice chiara, è una credenza chiara nella mia vita. Infatti prima di fare questi video ci ho messo veramente tantissimo. E nonostante adesso sono passati 3 anni circa, forse, 3 anni di YouTube, ogni volta che apro la telecamera, c'è ancora un pelino questa credenza del: "Non sono abbastanza", no, chi sono io per dire quello che ho da dire. Ehm questa cosa arriva da quando ero piccolino. Non voglio andare adesso sulle radici, perché potrei farci una live di 1 ora, però queste credenze non sono abbastanza, non merito, chi sono io per dire questo, sono credenze che portano poi tanta pressione, tanto stress e a quel punto i sintomi possono arrivare. Ma quando sappiamo che gli stress odierni del giorno possono portarci i sintomi, ad alzarsi, non abbiamo paura di quei sintomi, perché sappiamo da dove arrivano, perché sappiamo che quelle credenze non sono veritiere, che arrivano da passati, che arrivano da qualcosa che è successo dai 0 ai 7 anni molte volte. Dai 0 ai 7 anni possono essere successe una marea di cose che ci hanno formato il nostro carattere di oggi. Però le credenze possono essere cambiate. Possono essere cambiate con, per esempio, la consapevolezza. Quindi se ho una problematica di public speaking, per dire, nel mio caso, okay, paura di parlare in pubblico. Ora, nei miei video magari non si vede tantissimo, okay, però vi assicuro che c'è. È perché magari da bambino quando, mi viene in mente questa cosa, questo evento, di quando suonavo il flauto da bambino, i a me piaceva tantissimo suonare il flauto, piaceva tantissimo la musica e piace tantissimo la musica ancora oggi, ma ricordo che mi tremavano talmente le mani, le dita, che a volte io non riuscivo proprio a mantenere il flauto in mano, cioè mi tremavano talmente le mani che a volte mi cadeva. Qualcuno mi ricordo che forse aveva anche riso per questa cosa, ma oggi so che, magari insomma quella cosa lì era un qualcosa di passato, no, che, ehm, posso sentire della compassione per quell'Alessio che era molto nervoso e ansioso per suonare in pubblico. E quello sicuramente era un evento che arrivava quell'ansia arrivava da qualcosa di più antico, okay? Se lavoriamo su questi eventi, ad esempio con l'Optimal EFT o il Tapping EFT, riusciamo, a disinnescare quelle radici e quelle credenze. O meglio, magari non disinnescarle al 100%, anche se questo potrebbe, aiutare i sintomi odierni, ma a farli abbassare. C'è questa credenza che continuamente magari mi martella del: "Non sei abbastanza, non sei formato abbastanza, ma chi ti credi di essere?" Robe così.
diventano meno diventano con un volume molto molto meno alto e questo aiuta tantissimo a avere meno pressione, quindi magari 3 anni fa quando facevo i video su YouTube avevo mal di testa dopo, okay, oggi no, finisco il video e son tranquillo. Questo mi ha fatto capire in questi anni che la consapevolezza delle nostre radici o degli eventi passati, averne solo consapevolezza, mi ha aiutato tantissimo nel presente. E soprattutto, credenze sul devo tener tutto sotto controllo, altrimenti, crollo, altrimenti questa cosa, non riuscirà. Questa è un'altra credenza, no, ehm, che porta poi tanta ipervigilanza e tanta catastrofizzazione. Questi sono, diciamo, comportamenti molto comuni per chi soffre di sintomi persistenti. Il pensare continuamente al futuro catastrofico. Ieri avevo parlato del focus, aspetta che tolgo questo commento. Ehm, Ieri avevo parlato del focus del controllo. Non so se qualcuno c'era arrivato, ma comunque, per le persone che avevano sentito quella live di ieri, si sentiva male, quindi immagino che non ci siete arrivati alla fine, e lo capisco. E il controllo, interno, quindi all'università questo veniva già spiegato in fisioterapia, ma viene spiegato anche molto in medicina o comunque anche in psicologia. Ci sono 2 tipologie di focus, cioè la persona si focalizza o tanto sul proprio interno o tanto sull'esterno. Cosa vuol dire? Non sto parlando, di essere più sensibili e sentire il battito cardiaco, oppure essere più sensibili all'esterno e sentire gli uccellini che volano in quell'albero che sta a 100 metri. No, sto parlando più, in questi termini. Spiego: se la persona, o in questo caso tu o io, mi focalizzo su un focus esterno di controllo, vuol dire che l'esterno controllerà le mie azioni. O io penso che l'esterno sta controllando le mie azioni e i miei sintomi. E questa è una red flag. Red flag quindi vuol dire che, diciamo la persona ha più, possibilità che il proprio sintomo diventa cronico, okay, e si perpetua per più tempo. Quindi il fatto del dire: "Okay, il problema è il tempo, il problema è che non trovo lavoro, il problema è del mio compagno o la mia compagna che non mette in ordine la stanza e mi fa incazzare. Il problema è del terapista o dei terapisti, dei medici che mi hanno seguito e erano tutti ignoranti, non sapevano cosa stessero facendo. Il problema è che ho l'ernia. Il problema è che ho la scoliosi, il problema è che ho 2 genitori che non mi hanno mai seguito da bambino, che sono sempre stati assenti, il problema è quel trauma, okay? Quindi questi sono focus of control esterno. E questo se questa è la tua, diciamo, modalità, devi rendertene conto. Non ti sta aiutando e non ti aiuterà. Anzi, questa è una resistenza che si sta mettendo nel mezzo, quindi più volte ti lamenti per qualcosa di esterno, il problema sono gli altri, okay, e più questa problematica di sintomatologia che hai si perpetua, perché tu non puoi controllare quello che sta all'esterno. Molte persone dicono: "Ti avranno già detto questa cosa, ma, da una parte ti entra, dall'altra parte ti esce". E ci sono invece le altre persone, quelle diciamo persone che normalmente prendono la responsabilità che probabilmente ci siano delle cose da imparare e da scoprire su se stessi, che Ehm, dicono: "Okay, il problema non è mia madre o mio padre che devo accudire costantemente. Magari
Il problema è che io noto su di me una grande pressione addosso, che io non mi voglio bene, che io mhmm, non accetto, quello che ho fatto nel passato, ho delle credenze limitanti, non sono abbastanza, ehm, delle credenze del non sono amabile, queste credenze. Quindi il focus è interno e il focus in questi casi è: okay, so che il mio problema è relativo allo stress, come posso quindi minimizzare le mie reazioni a quello stress esterno, in modo che rimango centrato, rimango in una situazione più di pace possibile. Per quanto possibile, perché molte volte questo non è sempre possibile. Ci sono degli eventi stressanti molto acuti, esempio dei lutti e delle mancanze, insomma delle malattie o, ehm, incidenti, esempio, che ti portano a una sorta di destabilizzazione. E non sto parlando di questi, ma sto parlando magari di mini trigger durante il giorno, che ti arriva un messaggio di tua figlia e subito pensi: "Oh Dio, cos'è successo?" Arriverà qualcosa di, malefico da quel messaggio che non hai ancora visto. Ecco, questi sono i trigger. Oppure, credenze del tipo: la mattina ti alzi e pensi: "Oggi sarà un devasto, oggi sarà dura." Ecco, tutti questi pensieri arrivano da qualche cosa, arrivano da un passato, e quei passati sono le radici del problema che senti oggi, del sintomo. La scrittura espressiva ti aiuta molto in questo, ti aiuta a esplorare tutto ciò, ti aiuta a lasciare andare, ti aiuta a capire, e a sentire soprattutto, perché mentre che tu scrivi senti, vai a risparmiare tantissime visite da uno psicologo in questo caso, cosa che però può servire sicuramente un psicoterapeuta in questo, se pensi che ci siano state dei traumi molto forti non gestiti. Ma anche nei casi in cui c'è stato uno psicologo che ti ha aiutato, ma non ti ha risolto, non ti ha aiutata o aiutato a risolvere totalmente una problematica, vuol dire che lì c'è ancora qualcosa che è rimasto in radice, ancora qualche credenza, ancora qualche paura. Ricordo che, la paura e ansia son 2 cose diverse. L'ansia è qualcosa di non normale per il corpo, da sentire in modo cronico. La paura normalmente è qualcosa di acuto, la paura che, insomma, cado dalle scale, okay, perché in quel momento penso di cadere e morire. Ma qui stiamo parlando più di ansie, di preoccupazioni, non di reali paure, perché tutte queste ansie sono date da eventualmente catastrofizzazioni del futuro. Okay, spero che insomma abbiate capito le vostre radici e se non le avete capite vi invito a, notare i vostri trigger, essere consapevoli di quello che vi fa stressare e magari fatevi qualche domanda del: "Cos'è successo nel passato che mi ricorda questa cosa?" Una volta che hai capito questi eventi, e questi passati e la tua storia e tutto, ci sono vari strumenti che puoi mettere in atto. Io metto in atto il tapping, la scrittura, la meditazione. Ci sono diverse strategie che metto insieme dentro Neurobalance. Non è detto che tutte queste strategie debbano essere messe in atto, magari ne basta solo una. Dovete iniziare a esplorarvi voi, prima di chiedere ad un'altra persona di aiutarvi, e se non riuscite da soli potete chiedere aiuto, ma invito a fare inizialmente questo lavoro da soli, okay, perché c'è il rischio che, abbiate poi questo focus of control esterno, del pensare che ci sia l'ennesima terapia o l'ennesima soluzione che magicamente vi farà,
star bene, e quei terapisti o quelle soluzioni solitamente richiedono un grande lavoro introspettivo sempre, a meno che non stiate cercando semplicemente di lavorare sul sintomo, come fa la medicina convenzionale, e di abbassare quel sintomo, ma non lo risolvete al 100%. Okay. Grazie per essere stati qua, per 50 minuti per qualcuno. Ehm, grazie okay, stavo guardando i vostri commenti. Okay, non ce ne sono di nuovi. Va bene ragazzi, se avete delle domande scrivetemele come sempre. Spero di aver risposto a tutte quelle di questi giorni. So che siete sempre di più, siamo arrivati quasi a 5.000 sul canale, mi fa molto piacere. Questo mi fa capire che insomma c'è molto interesse nel topic. Veramente fate pratica, più che capire. Molte volte il capire non risolve tutto, okay, perché ricordatevi che la radice del dolore è nell'emozione, non nella parte prefrontale, nella corteccia prefrontale o frontale del nostro cervello. Quindi dalla corteccia prefrontale possiamo fare filtro, ma fin quando non entriamo dentro le emozioni e non le sentiamo, non le attraversiamo senza controllarle, okay, e rimaniamo quasi in una modalità di testimone, fin quando non facciamo questo, non capiamo che noi non siamo i nostri dolori, noi non siamo i nostri sintomi, è molto di più, noi possiamo essere consapevoli dei nostri sintomi e non necessariamente, ehm, rimanerci all'interno. Se non capiamo questo è lunga, è lunga. Comunque, grazie ancora e ci vediamo nella prossima live o video. A presto.